Amici telespettatori, benvenuti a questa rubrica dei cuori solitari. Questa sera praticamente abbiamo un altro cuore solitario che è in cerca della sua anima gemella. Viene da Trapani, ma si chiama, sentiamolo subito da lui. Ciao. Ciao, io mi chiamo Bartolomeo Boto. Boto. Bartolomeo Boto. Dimmi Bartolomeo. Però per gli amici Vaitolo, perché Bartolomeo Boto è lungo. Vaitolo. Sì. Va bene, Bartolo hai detto? Vaitolo. Vaitolo. Vaitolo, no Vaitolo, Vaitolo. Vaitolo. Va bene, Vaitolo, dimmi, ascolta, tu praticamente sei trapanese? Sì. Originario di Trapani? Sì, dormo alla Colombaia per ora. Ho capito. E ascoltami Bartolo, tu praticamente sei in cerca di una donna ideale? Sì. Dell'anima gemella? Sì, soprattutto bella vivace. Vivace? Calda. Sì. Soprattutto viva. Esatto. Va bene Vaitolo. Allora, parliamo un po' di te. Sì. Tu che tipo sei? Intanto lavori? Sì, faccio il guardiano al cimitero, faccio. Ah, fai il guardiano al cimitero, al cimitero di Trapani? Sì, certo. Va buono. E da quanto tempo? Da 25 anni. Da 25 anni. Te la passi bene, sì? Sì, non si lamenta nessuno. Esatto. Hai un bel guadagno? 1.900 euro al mese. 1.900 euro al mese? Sì, perché prima eravamo in due, l'altro è scomparso, però lo stipendio non è credo a me. Esatto, quindi praticamente tu prendi per due. Sì. Esatto, come si dice, prendi uno e paghi due. Paghi due, sì. Esatto. Va bene Bartolo, dimmi a che genere di donna tu sei interessato? Cioè parliamo praticamente della tua anima gemella. Deve essere calda. Sì. Bella accippata. Sì. Cioè, ti piace la donna in carne praticamente? Sì, le chiappone. Sì. Deve essere calda, dico, perché ha sempre a che fare con quelle fredde là. Certo. Va bene, e fino ad oggi sei stato mai fidanzato? Sì. Quanto tempo è praticamente che sei lasciato? Che sei singolo praticamente? Sono singolo. Singolo uno, dice. Sì. Perché eravamo due prima, ora lo stipendio ce l'ho. Quanto tempo è? Che è morto lui, cioè. No, che tu praticamente sei singolo. Che sono singolo. Sì. Che sono singolo dal 1900 e pisce fitte forse. L'ultimo funerale l'hanno fatto assai, non mi ricordo. Sì. Va bene. E quanto tempo sei rimasto con questa tua anima gemella? No, poco, perché poi l'hanno beccata subito. Esatto. Cioè, ma perché vi siete lasciati? Lei se n'è andata, io ogni tanto ci vado, ci busso, ma mi guarda sempre fisso, non mi risponde. Esatto. Abbiamo avuto una settimana così, che era nel frigorifero, capito? Certo. Quindi era molto fredda. Era molto fredda. Mentre tu sei interessata a una donna calda. Calda. Cioè ti piace calda? Viva pure, che si muove. Esatto. Hai detto Bartolo, giusto? Vaitolo. Bartolomeo Boto. Però Vaitolo per gli amici. Esatto. Va bene Bartolo. Allora dimmi una cosa, tu praticamente come passi il tempo nella giornata? Quando finisci di lavorare naturalmente? Non riesco a lavorare, il mio hobby è le pecore. Sì. Guardare le pecore, poi mi mangio un po' di formaggio, di pane, di alive scacciate sotto l'albero d'aliva quando non fa freddo. Certo. Mi scappello 2 litri di vino in pietra, cioè quando mi addormento là sotto mi arrospigliano le pecore che mi alliccano tutta la faccia. Io ci dico no, la faccia no, e loro mi alliccano stesso la faccia, non mi capiscono manco le pecore. Esatto. Cioè a parte questo ascolti musica? Musica sì. Che genere di musica ascolti? Cioè che genere... Questa. Cioè musica attuale? Naturale, quella naturale. Ciu, questo. Ho capito. Cioè ti piace la musica della natura? Della natura, sì. Esatto. E quando non ascolti musica, che hobby hai? Cioè fai qualche sport in particolare? Sì, zappo la terra. Ho capito. Cioè ti mantieni in forma? Sì, certo, vero. Esatto. Va bene, mentre i tuoi cibi preferiti quali sono? Te l'ho detto, mangio pane con la muffa ce l'ho. Sì. Formaggio, di pecore, olive, caccoccioli, questo, cose di campagna, broccoli. Esatto. I finocchi non mi piacciono. I finocchi? No. Va bene Bartolo. Ascolta, tu sai che noi in questa nostra rubrica di solito facciamo fare un videomessaggio rivolto alla telecamera per poter parlare con le telespettatrici che saranno naturalmente nel momento di decidere se telefonarti oppure no. Noi di solito facciamo fare un videomessaggio. Certo. Tu vuoi fare qualche videomessaggio magari, non so, dicendo qualcosa che ti senti di dire, rivolto alla telecamera? Sì. Allora guarda verso la telecamera e rivolgiti con le telespettatrici. Non fate caso al mio aspetto, questo di qua, perché anche se ci sono questi occhiali, all'interno di questo occhiale c'è un occhio solo, però non vi preoccupate, perché poi
questo occhio viene ricompensato da un altro organo a palline, poi io ve lo faccio vedere. Voglio una storia seria, non voglio più combattere con queste persone fredde, voglio una persona calda che stia a mio fianco. Io prendo 1.900 euro di stipendio perché quello là lo so solo io dove l'ho seppellito, tu fatti tu. E la casa ce l'abbiamo alla Colombaia, poi se dice fa freddo alla Colombaia, io e il mio cimitero vi aspettiamo. Siete a disposizione? Sì, vi aspettiamo, io vi aspetto al cimitero, telefonate che dal freddo poi la caloria che emana il mio corpo. Perfetto, bellissimo videomessaggio, Bartolo, complimenti. Grazie. Hai studiato prima? Sì, io ho scuole alte. Ho capito. Mi faccio sapere il Borgo Nuovo. Va bene, Bartolo. Non so, cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Cioè vedono in te un tipo interessante. Sì, certo, sicuramente, che se ne acchiappuna, che avevo più 10 anni. Va bene, ok, amiche telespettatrici, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta anche Vaitolo Boto, Bartolomeo Boto, Vaitolo, vai, vi aspetto, se ne acchiappuna. Ok, ciao. Benvenuti, naturalmente siamo nella rubrica dei cuori solitari. Questa sera sto per reintervistare Bartolo. Voi lo conoscete, Bartolo si è presentato la settimana scorsa appunto per cercare la sua anima gemella. Ciao Bartolo. Ciao Betto. Allora Bartolo, mi hanno detto praticamente che ci sono stati dei riscontri, hai avuto delle novità. Sì, ho avuto 3 telefonate, cioè veramente una telefonata per 3 sorelle, e una si chiama Michela Motta, e Luisa Motta e Patrizia Motta. E come tu sembri che Motta io adesso la voglio viva la voglio. Ascoltami, ma una volta che abbiamo ripetuto questa intervista, esatto, vogliamo dire alle telespettatrici su cosa sei interessato tu? Perché molte di loro non sanno praticamente che tu vai cercando, diciamo, una ragazza. Pilo. Sì, oltre a questo, dico, tu vai cercando una ragazza viva. Viva, certo, viva. Perché la vai cercando viva? Cioè, qual è il motivo che tu la vai cercando viva? Perché ho avuto sempre da fare con persone fredde. Esatto. Io lavoro al cimitero, te l'ho detto, 1.900 euro al mese. Eravamo 2 prima, ora sono rimasto solo perché spero che il resto fanno un colpo di palo qua e l'ho seppellito, questo non te lo dico dove, sono da tanto. E ho commuttato sempre con quelle fredde. Io voglio una donna calda, viva. Certo. Viva. No, amiche telespettatrici. Noi viva e viva. Certo. Viva nel senso che deve parlare. Ma Vaitolo, parlaci un po' di te. Sì. Cioè, tu che vita conduci? Tu sappiamo hai un bel lavoro, lavori al cimitero di Trapani, per cui sei abbastanza, come dire, avviato nel tuo lavoro. Diciamo, i clienti ti vogliono bene. Hai avuto mai discussione con qualche cliente? No, non se lamenta nessuno. Non c'è mai stato nessuno praticamente che si è venuto a lamentare col direttore? No, magari nel tuo comportamento, ti sei sempre comportato bene? No, là gli amici miei sono tutti una tombola. Se anche io faccio qualche errore non parla nessuno. Ti vogliono bene. Perfetto Bartolo. Allora dimmi, questa donna praticamente che tu incontrerai, se la incontrerai naturalmente, certo. Cioè, viva. Certo, la porterai con te. Certo. Che vita farà questa donna? Io ho la casa in campagna qua alla Colombaia. Sì. Se sente freddo là possiamo dormire al cimitero perché lo cimitero c'è riscaldamento, camera da letto, televisione a colori, c'è telecomando, televisione a colori con telecomando, c'è tutto là, piatto di porcellana. Perfetto, va bene, ascoltami, noi abbiamo parlato dell'età. Sì. Esatto? Tu quanti anni c'hai? Io 94. 94. La ragazza che vai cercando quanti anni dovrebbe avere? Di meno, io faccio 94 poi proprio.
Certo. Di meno. Quanti Magari anni? Dai 39 ai 69. Dai 39 ai 69. Se ne viene qualcuna di 23, la vuoi pure? 23 a mia o a tia? A te? Cioè, a mia, sì, pure. La vuoi pure? Perfetto. Allora praticamente noi possiamo cercare 23, 69 e 39. sì, 23, 69 e 39. Sì, 23, 69. 90 no però. No. 99, 90. perché è troppo anziana Sì. praticamente. Sì. Diventa poi molliccia, ti piace? A meno che a te non ti piace molliccia. No, vabbè, casomai la metto nella scatola di Skype e Esatto. così. La fai indurire un La pochino. faccio indurire un po'. Sì. Va bene, Bartolo. Ascoltami, ripetiamo alle telespettatrici che ti stanno guardando che in questo momento sono molto curiose, Sì. perché noi è una trasmissione fortunatamente molto seguita, soprattutto dalle telespettatrici, Sì. perché sono sempre e costantemente in cerca dell'anima Appunto. gemella, anche loro. Giusto? Certo. Che cosa vuoi dire? Per questo sono qua io. Esatto. Cioè tu praticamente... Pupillo. Tu praticamente che messaggio vuoi dare a quelle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Cioè qualcosa di coinciso, dinamico, che possa far capire alle telespettatrici... No, io non sono circonciso. Sì, questo è sicuro. Non sono circonciso. Per cui questa è praticamente una dichiarazione che tu puoi sicuramente... Non sono È circonciso. giusto? E sono bilancia. Bilancio. Non sono vergine. Esatto. Per cui automaticamente le telespettatrici possono stare tranquille che tu hai abbastanza esperienza per quanto riguarda Il peso. il peso, esatto. Cioè praticamente tu puoi fare sollevamento peso tranquillamente. Sì, capala, cuzzaponello. Esatto. Va bene, ascoltami Bartolo, abbiamo detto ti chiami sempre Bartolo, giusto? Vaitolo, no Vaitalo, Sì. Vaitolo. Vaitolo. Bartolomeo Bodo, però per gli amici Vaitolo. Va bene, va. Allora ascolta, parliamo dei tuoi sport. Tu hai detto praticamente che tu zappi la terra come Zappo la sport. terra, zappo la terra. E diciamo che genere di sport fai? Cioè come ti comporti quando tu zappi la terra? Innanzitutto la zappi solo o in compagnia? No, la zappo solo. Solo. Perché è meglio solo. Esatto. Io quando prendo lo zappone, Sì. penso sempre a Pilo, capito? Faccio la chiappone, cerco, no, zappata. Cioè ti viene meglio naturalmente zappare la terra. Mi sfogo. Esatto. Ci vuoi parlare delle canzoni che tu ascolti? Perché molti ci hanno detto praticamente che ascolti delle canzoni abbastanza... Musica. Sì. Musica che ascolto io, la musica che ascolto io è quella naturale. Cioè? Piu, ciu, non c'è chiudo, ciu. Questa, quella naturale. Perfetto. E cioè è una musica che dà molte soddisfazioni. Certo. Perché se in discoteca fanno un macello, non si capisce niente, si vestono tutti con i capelli di lana, no come questo, perché questo qua è quello di mio nonno. Me l'ha lasciato nel cassetto, l'ho messo e non solo staccare e chiudo. Cioè ci hai tentato di staccarlo però... Non si stacca, no. Perché io faccio la doccia quando è l'anno bisestile Non me lo ricordo. e io nemmeno. Perfetto. Vabbè, amiche telespettatrici, avete rivisto Bartolo 94 anni che in cerca della propria anima gemella. Ripeto, per tutte quelle ragazze di voi dai 23 fino ai 39 e 69 anni soprattutto 69, perché 69. Bartolo praticamente ha i suoi numeri fortunati che sono il 23 di cui lui è scipazzo, giusto? Il 69 che è una cosa giustamente Bello, che l'attira e il 39 nella via del mezzo, insomma, Certo. possono contattarlo tramite il suo numero telefonico che state vedendo insomma in pressione. Bartolo è qui, è un bravo ragazzo, aspetta con ansia di sistemarsi perché va cercando una donna calda, la vuole soprattutto... Viva questo. Esatto, perché Bartolo si è stancato di avere a che fare con donne. No, più stancato mi sono rotto. Esatto. E gli 88 praticamente. Gli 88. Perché si è stancato... Quatenne c'è. Esatto, allora noi abbiamo 23. 23, 39, 39, 69 69 e 88. Segnate 23, 69, 39 e 88. Bartolo è qui, sta aspettando le vostre telefonate. Vi raccomando, chiamate perché Bartolo è un bravo ragazzo. Bravo. Non ha mai avuto discussioni con nessuno, soprattutto nel suo luogo di lavoro, perché i suoi clienti sono stati sempre... Non si lamenta nessuno, sempre una tomba. Sì, i suoi clienti sono veramente affezionati a lui. Sì. Anzi, io direi che se Bartolo non lavorerebbe più al cimitero di Trapani, non avrebbe... Tutte se ne vanno. Esatto, chiude il cimitero, per cui automaticamente telefonate perché Bartolo è qui, sta cercando la propria anima gemella. Ripeto, chiamate adesso perché Bartolo vi sta aspettando. Bartolo, un messaggio che possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando curiose e vogliono telefonare. Cosa vuoi dire? Chiamate, sempre che se ne acchiappo una. Fatti bene. Chiamate. Per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente anche. Vaitolo. Ciao. Ungi.
Ciao Bartolino. Poi. Io sono venuto appositamente per vedere praticamente com'è che te la passi tu Bene, nel tuo habitat naturale. Benissimo. Questo è il tuo mezzo di Sì, il trasporto. mezzo di trasporto questo è. Io ci porto tutte cose qua. Pecore, morte, vive, tutte cose. Sì, ho visto che c'è un bel portabagagli praticamente. C'ho pure la camera da letto lì quando sono per In esempio. casi di necessità. Quando piove per esempio non posso andare a casa. Esatto, ma mi fai vedere il tuo mezzo di trasporto Sì. di dentro? Vedo. È davvero Io metto bello. che- E la musica che ascolti? La musica, beh, Sì, quella naturale, lo sai tu, aspetta. Fammela sentire. Accendo lo stereo, aspetta. Vedi, bello, Bella. rilassante. Cioè questa è praticamente la musica che preferisci. Sì, questa, quella naturale, tu non lo sai, quella naturale. Effettivamente è una musica bella. Certo. Macello qua uno perché si rilassa. Un bel ritmo, complimenti, guarda. Grazie. Vabbè, allora, ascolta, io sono passato appositamente per far vedere alle telespettatrici che sono interessate a te, intanto per dirti se hai avuto riscontri. No, niente, nessuna telefonata. Niente? Niente, Non ti ha telefonato nessuna? niente. E come mai, guarda? Che ne so, forse ci penso, ci sanno che sono brutto. Brutto. No, non penso. Non penso. Aspettiamo. Sì. Vabbè, allora vogliamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando, Sì. esatto, che tipo sei? Facciamo vedere il tuo come dire, il tuo habitat naturale, Dove cioè abito? dove abiti, non so, Tu vuoi Guarda, vedere? di qui vicino? Sì, qua abito. Esatto. Vuoi vedere dove abito? Sì, e come te la sei passata in questo tempo? A Crema. No, dico come te la sei passata. Ah, niente, sempre da solo, lo sai tu. Esatto. Con la mia famiglia. E come fai? Cioè come passi il tempo? Cioè, essendo da solo tu mi insegni che giustamente
diciamo, il bisogno di avere un'anima gemella sta anche nel... Guarda che grande braccio che c'è. Esatto. Tu sei mancino o destrino? No, abbiamo da ambo le parti, un po', quando stacco con questa ci vado con la sinistra. Ho capito, ma qual è il braccio più sviluppato di tutti e due? Questo, guarda. Quindi diciamo fai molto più allenamento con il braccio destro. Col braccio destro, sì. Va bene, allora ascoltami, a che siamo qua vicino, mi porti a casa tua? Sì, così ti faccio conoscere pure la mia famiglia. Esatto, va bene, allora che faccio? Vengo con la mia macchina o vengo con te? No, vieni con me. Vengo con te? Sì. Va bene, ok. Sale. Allora dico alle amiche telespettatrici di venirci dietro. Certo, Veniteci dietro. Faccio della mia famiglia.
Per esempio, per ora vedi, in campagna non ci sono potuto andare più qua alla Colombaia perché con tutta quest'acqua che ha fatto, vedi la barca, tutta questa pioggia la barca se n'è andata a fondo. Questa è praticamente la tua barca? Sì, la mia barca. Ma affondata? È fondata perché ha piovuto assai e si è riempita d'acqua e è andata giù. Ora questo pomeriggio quando ero da fare con una cannuccia c'era tutta l'acqua e Con una canna? con una cannuccia, quella Ah, non capito. picchita che Ed è lunga o piccola? no, lunga, si su assai. Ho capito. No, lo vedo. Quella invece è la tua casa in È campagna. la mia casa in campagna. Io non ci sono potuto andare per ora perché la barca come è combinata. La devo succhiare prima e poi. Vabbè, allora ti auguro per questo pomeriggio una buona succhiata. Grazie. Vabbè, allora ti faccio vedere la mia casa e la Sì, mia anche famiglia. fai strada tu. Sì, vedi. Come si chiama questa strada? Passo doppio? Passo doppio, sì. Bella. Vabbè, andiamo a casa tua? Sì, vedi, Roberto, vedi. Allora, questa è la tua casa? Questa è la mia casa, sì. Bella come? No, complimenti, davvero. È praticamente la tua zona di lavoro? Questa è qua. Allora il cimitero e qua questa è la zona dove io zappo la terra quando sono da solo. Esatto. Ah, mi dovevi far conoscere la tua famiglia? Ah, sì. Ecco, no, questa qua non ci parliamo più con questa. Questa qua si chiama. Questa qua, da questa parte praticamente c'è la tua famiglia? Sì. Qua. Vedi? Sì. Quella là è Mariuccia. Sì. Vedi? E quella là in fondo? No, quella non siamo più niente. Ah sì? Abbiamo avuto una storia così volante, ma. Ho capito. Mi sembra È insomma un po' simpatico, però è troppo. scaratterata. Non mi piace. Non è cosa per te. No. Ho capito. E quelli invece? Quella è mia cognata. Ho capito. La mia ex cognata quella. E questo nero di qua che sto guardando io? Questo qua è praticamente il suocero di mia figlia. Ho capito. Questo. No, un bel comportamento invece. Mi è scappato da mia figlia. Non lo sapeva nessuno. Ah sì? Io c'ho- Allora io c'ho- ora si scopre qualcosa. io c'ho una- Ma come? Raccontami questo io fatto. c'ho una figlia segreta. Una figlia segreta. Sì. Eh? Ho E avuto- come è successo? Cioè, È successo che se qua parliamo sempre a fare. Io ho avuto una relazione con Diana. con Diana, sì. Allora questa praticamente sarebbe la figlia di Diana. Sì. Però ormai si è sposata, quindi. Certo, ormai giustamente sta per i fatti suoi. Io la foto la porto sempre appresso, vedi? Vediamo. Però non ce la farei vedere a nessuno. No, vedi? no. Qua è il giorno del matrimonio. questo. Questa praticamente sarebbe la figlia di Diana. Sì, è la figlia di Dio. Esatto. E quella a fianco? Quello a fianco è il Tuo genero? mio genero, sì. E loro come? Sono, diciamo, d'accordo? Vanno per il momento? Sì, lui, non vede lui che è felice. Esatto. Il giorno del No, non si matrimonio. vede. Lo porto sempre con me questa cosa. Cioè, l'importante è che loro vanno d'accordo. Certo. No, non me ne danno disturbi. No, No, lui è proprio contento, felice. esatto. Vabbè, e queste che sto vedendo qua praticamente sono tutti i tuoi parenti. Sì, tutti i miei parenti sono questi. Tutte. Cioè, ma ti ci parli con loro, sì? Io parlo, loro no. Non parlano loro. E loro rispondono solamente. Sì, beh, sempre bene. L'importante è questo. Sì. Va bene, Marco. Allora, cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando? Si aspettano magari un ultimatum fatto da te? Non lo so, ci avviciniamo, magari parliamo con queste telespettatrici che sono curiose di sentire qualcosa. Sì. Amiche telespettatrici, voi state vedendo, Bartolo è qui, è un bravo ragazzo, è ben sistemato, Vero. c'ha pure una bella casa come state vedendo, una bella proprietà, Sì. la zona di lavoro l'avete visto, per cui è bello sistemato, lavora dalla mattina alla sera, mi spiego? Sì. Cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando? Telefonate perché io non voglio stare più da solo. Esatto, lui si vuole sistemare, va cercando l'anima gemella, va cercando una ragazza che possa stare con lui, possa accettarlo naturalmente in questo suo benestare. Certo, che sia vivo e che parli. Esatto, vi raccomando, abbiamo detto, noi abbiamo parlato dell'età la volta scorsa, dai 23, 39, 69 68 e basta. e basta.
Cioè ci dobbiamo limitare a quell'età. Sì, sì. Anche se io sono sicuro che tu preferisci quelli di 23 perché... Beh, 23, bella età. Esatto, ti piace il 23? Sì, mi lascio fuori. Perfetto. Va bene, e amiche telespettatrici, ripeto, telefonate perché Vartolo è qua, si sente solo, ha bisogno di compagnia, per cui telefonate al numero che state vedendo in sovraimpressione. Dico bene, Vartolo? Sì. Cosa possiamo aggiungere per le telespettatrici? Che se voi telefonate io rispondo e che se ne acchiappo una... Telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta pure Bartolo. ciao. Fuggi. Telefonate, eh? Telefonate. Ma guarda un po' cosa vede nei miei occhi, Bartolo! Che fai? E tu qua? No, siccome dovevamo mandare una raccomandata a Milano Sì. e sono andato alla posta 10, qua, così arriva prima. Ah, perché logicamente è più alta. Per cui... Più alto è, più veloce arriva. Intanto che coincidenza strana, ti ho incontrato qua a Dedice. Io fammelo un caffè che mi sta Sì, a aspettando, disposizione, cioè, Bartolo. Ho mangiato Intanto babbalucci. saluto i telespettatori che in questo momento Ciao, ti stanno ciao, guardando. Vittini, ciao, vi amo. Piuttosto ci dovevi dire com'è finita quella storia con Camilla. Con Camilla, Maria, per farne parlare. Andiamoci a sedere così mi racconti un po' tu. Aspetta, ti racconto. Ma che è successo? È successo che praticamente mi ha rotto la testa. Camilla. No, quella di sopra, quella di sotto. Addirittura. Avevo tappo. Addirittura. Tale, guarda che coincidenza, mio cugino c'è. Ah, tuo cugino. Allora mi presenti pure tuo cugino. Ciao cugino. A posto. No, a posto. Ciao. Ti chiami tu? Francesco. Siete Francesco. Da questo lato. Così. Mio cugino, Allora, sposta sto allora. tubo, Io non sapevo che Bartolo avesse un cugino così simpatico, carino. Francesco, quanti anni c'hai? 37. 37. E di dove sei? Di Erice. Di Erice. Allora, non lo so, parlami un po' di te. Lavoro a Erice. Non lo so, se c'è tuo cugino, non lo so, ti vuole dire qualcosa. Mio cugino è bello piccante, mio cugino. Sì, no, lo vedo. Avevo tubo. Ora infatti ho parlato con la sorella di Camilla. Vediamo quello che si può fare. Ma lui. non è- Comunque io sto notando una certa somiglianza fra voi due cugini. Figli di frate, siamo figli di frate. 27 anni. hai Sì. detto. E ascoltami, dimmi Francesco, ma sei single? Sì. Poi E come mai? sempre impegno, lavoro a Erice stesso, al comune Sì. di Erice. Ma vai cercando l'anima gemella? Sì. Ah, allora Bartolo, scusa, tuo cugino va cercando l'anima gemella, quindi lo dobbiamo fare sistemare. No, no, Mi sì, sembra sì. giusto. Ho fatto sistemare Poi- te, quindi bisogna far sistemare Vabbè, anche hai tuo cugino. tentato. Ho tentato, sì. E Allora, diciamo che l'anima gemella, lo bene o proviamo male, questa, te l'ho questa trovata, però la dobbiamo trovare anche tuo cugino. Certo, certo. Perché tuo cugino è in cerca costantemente dell'anima gemella. Certo, certo. Come dovrebbe essere questa donna che vai cercando? Molto aperta, perché avevo tubo. Esatto. Una Aperta in che ragazza senso? seria. Eh? Una ragazza seria. Questa è la prima cosa, perché le ragazze serie al giorno d'oggi sono praticamente introvabili. È aperta deve essere aperta. Fortunatamente col nostro programma si trovano, Sì. giusto? È viva, pure viva. Esatto. Ma tu lavori al cimitero pure come lui? No, io comune di Erice. Ah, lavori ad Erice? Sì. All'aria aperta praticamente. Ci mette a sciaipa pure, sciaipa. Esatto. Giusto? Scelta. Va bene. Allora ascoltami Francesco, parlaci un po' di te, come passi il tempo in una giornata tu? Che fai? La mattina vado, dipende quando turno di servizio, vado al lavoro a comune, pomeriggio. Pomeriggio? Esco, vado al Bario. Allora? Al Bario, A fare che? Da solo? sì. A fare pasta? Pasta con l'aglio. A fare un giro. Un giro panoramico diciamo Sì. per le vie del... di Erice, Di- la vecchia Erice. Esatto. E l'Erice nuova ci sei stato? No, in costruzione. Non lo devo Quindi fare. quando sarà costruita ci andrai pure. Certo. Quando non Va si sa, Certo. quando non si sa. Va bene. No, Allora sì, ascoltami, un'altra domanda. La mattina a che ora ti alzi? Mi sono le 7:30. E come mai così presto? Per andare al lavoro? Sì, E quando non lavori, la mattina a che ora ti alzi? mi sono le 10. E come mai? Cioè c'è questa differenza di orario tra le 7:30 e le 10? Siamo a riposare, lo sa, mio cugino. Lavora tutta settimana, lavora mio cugino. Cioè, anche questo mi sembra Sì. giusto. Sì. Allora ascolta, ti faccio un'altra domanda molto interessante. Quante volte ti lavi alla settimana? Ogni giorno. Ogni giorno? Risposta esatta. Bravo. Allora, ti lavi di mattina o di sera? Di mattina. Di mattina. Non ti piace lavarti di sera? Pure.
E preferisci più lavarti di mattina o di sera? Mattina. Di mattina. E come mai c'è questa differenza praticamente di lavaggio tra mattina e sera? Non mangio perché la sera c'è freddo qua, vero cucino? Freddo c'è. Però uno la mattina si sveglia. Allora ascolta, un'altra domanda piccante. Quando tu sei dentro la doccia, la prima zona che lavi, attenzione, stai attento alla risposta, la prima zona che lavi, qual è? Gli occhi. Gli occhi. Sì. È un tubo all'ultimo. Cioè, la prima zona che lavi praticamente sono gli occhi. Sì. Cioè la prima cosa che fai dentro la doccia, la prima zona degli occhi. Sì. E come mai? Perché non vede l'ora di lavarsi. Vabbè. E invece l'ultima zona che tu lavi, cioè che la lasci praticamente per ultimo, ad esclusione. Forse dell'età no. In piedi. Ah, degli occhi e fino ai piedi. I piedi. Cioè i piedi praticamente li lasci per ultimo. Bravo, Francesco. Vabbè, io spero che tu possa incontrare la tua anima gemella. Per tutte quelle ragazze che fossero interessate a contattare qui Francesco, 27 anni, cugino di Vartolo, Vartolo Botu, praticamente voi conoscete no, benissimo. Vaitolo. Potranno farlo come Vartolo? Mandando, cioè prendendo la funivia, non mandare. Prendendo la funivia. Venite qua al bar di Torino, di News. Salvatore. Basta, Salvatore. Domandate naturalmente di... Un tubo. C'è lui solo qua. Esatto. E loro praticamente si mettono in comunicazione. In comunicazione e poi in contatto. Arrivati a questo punto che cosa mi dovevi dire? È un caffè, se lo pigliare. Giusto. Beh, qui andiamo. Allora ti offro questo caffè. Vieni. Tu cosa prendi, Vartolo? Io latte di pecora, no, ora viene. No, di pecora forse niente. Cammina, cucina, vai via. Questo tubo devi vedere sempre una volta tu. Buongiorno. Ciao Ungi. Ciao. Allora, Caffè. vediamo cosa prendi, Francesco? Un caffè. Un caffè per Francesco. Per Vartolo? E se si piglia un caffè io devo pigliare. Ce n'è più? Ah, no, un caffè pure io. No, Un caffè anche Vartolo e per me idem lo stesso. Se c'è decaffeinato, grazie. Quando vuoi stare? No, io solo caffè allora. Perfetto. Risparmiamo, io te meno. Va bene. Allora, Bartolo, sei in collegamento in questo momento con le telespettatrici che vorrebbero conoscere tuo cugino Francesco. Facciamoglielo vedere. State vedendo Francesco? Cosa dobbiamo fare vedere? Cosa dobbiamo fare vedere? A 27 anni, lo dovete presentare. No, tubo. Allora, state vedendo Francesco ha 27 anni. È in cerca costantemente dell'anima gemella. Attenzione, guardatelo bene. Vedete? bene. Ha un bel sorriso, ha un profilo abbastanza È fantastico. simpatico. Mio cugino. È cugino di sangue qua di Bartolo, come potete vedere. Di Bartolo. Bartolo ha trovato l'anima gemella, quindi ora è giusto che sia anche Francesco a trovare la sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro che, attenzione, chiamare il telefono di Bartolo e Bartolo si metterà in comunicazione con suo Ci cugino. penso io. Dico bene? Sì, ci penso io. Bravo ragazzo, telefonate. Abbiamo detto 35 Perché anni. anche lui se giusto? ne chiappa uno, anche lui. Abbiamo detto 35 anni. Bionda, Bruno, non ha importanza. Sì. L'importante è che sia matura, la vuoi più matura di te. Sì. Che ti faccia sentire sicuro e protetto. Va bene. Dico bene? Sì. Perfetto. Allora, per sentirsi sicuro e protetto, telefonate. Per la rubrica dei Fuori solidari. Alberto vi saluta naturalmente Vaitolo. e vi saluta naturalmente Francesco. Francesco. Ciao ciao. Ungi.